Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Questa è la seconda parte relativa all'orto. Nella prima parte siamo andati a seminare gli ortaggi, in questo episodio invece andiamo a piantare le piantine. Andremo a piantare diverse varietà che vedrete durante il video, però prima di iniziare a piantare andiamo a fare i solchi che, come vedete, li abbiamo già fatti. Andiamo a piantare le piantine all'interno dei solchi. Ovviamente non abbiamo fatto dei solchi fondi come per piantare le patate, ma abbiamo fatto dei solchi più superficiali, in modo tale da limitare lo scorrimento dell'acqua, così quando piove l'acqua si ferma di più dove ci sono le piantine. Poi ora andiamo, come primo passaggio, andiamo a distendere il tubo forato per andare a irrigare le piantine, e dopo il tubo andiamo a mettere il telo di pacciamatura biodegradabile e poi iniziamo con le piantine. Intanto per il momento iniziamo con le piantine di pomodoro e poi procediamo con le altre varietà. Allora, abbiamo posizionato il tubo di irrigazione a goccia, la canna è forata ogni 30 cm e ora andiamo a posizionare il telo di pacciamatura biodegradabile che ha circa la durata media di un anno, che poi andrà a decomporsi nel corso del tempo. Abbiamo posizionato il telo di pacciamatura biodegradabile. Non sono per niente soddisfatto del lavoro perché ovviamente, non avendolo mai provato, non potevamo saperlo, ma non è venuto fuori un bel lavoro, insomma. Ormai l'abbiamo messo giù e l'anno prossimo cercheremo di fare in un altro modo. Ora iniziamo, come avevo detto, a piantare i pomodori. Iniziamo con la varietà datterino giallo, poi passiamo al datterino rosso, al cuore di bue, San Marzano e costoluto. In totale sono circa 160 piantine. Andiamo a posizionarle a 60 cm l'una dall'altra nella fila, dove cadrà la goccia dell'impianto di irrigazione, e poi tra una pianta e l'altra di pomodoro, quindi a 30 cm, andiamo a posizionare l'insalata.
Abbiamo terminato di piantare i pomodori, ora oltre all'insalata tra le file di pomodori andiamo a piantare anche qualche piantina di basilico che in teoria dovrebbe dare più sapore ai pomodori e dovrebbe tenere lontano il ragnetto rosso del pomodoro. Proviamo e vediamo se veramente funziona. Abbiamo terminato anche di piantare il basilico, ora andiamo a piantare l'insalata, la lattuga gentile e la lattuga trentina, sempre nella stessa fila dei pomodori. Andiamo a piantarle, come vi dicevo, tra un pomodoro e l'altro. Abbiamo terminato di piantare l'insalata, ora iniziamo con il cavolo cappuccio a punta e in questa parte qua non andiamo a mettere il telo di pacciamatura perché voglio fare una prova e mettere la ramaglia che abbiamo trinciato che farà la pacciamatura, così vediamo la differenza e l'anno prossimo ci regoliamo su cosa scegliere. Abbiamo terminato anche di piantare il cavolo cappuccio e ora passiamo ai peperoncini piccanti. Andiamo a piantare la varietà Nagamori e le varietà Diavolicchio, che dovrebbero essere tra le varietà più piccanti tra tutte le i vari tipi, e poi passiamo agli altri ortaggi. Ora passiamo ad altre varietà, andiamo a piantare le zucchine, le coste, poi abbiamo le catalogne qua in basso e poi porro e le cipolle rosse di Tropea, quelle lunghe. Tutte le piantine le ho acquistate da Orto 2000 a Colognola ai Colli, devo dire piantine veramente di ottima qualità e molto belle. E ora iniziamo a piantare anche queste varietà. Ci vediamo direttamente alla fine del video, così evito di farvi vedere sempre solo i passaggi e vedrete il risultato finale. Dopo circa 3-4 giorni abbiamo terminato di piantare tutte le piantine. Vi faccio vedere un piccolo aggiornamento partendo anche dagli ortaggi che abbiamo seminato. Come vedete è già nata la rucola coltivata, poi abbiamo là in fondo i ravanelli. Poi qua dei pomodori abbiamo messo il telo di pacciamatura come avete visto nel video, poi abbiamo messo i paletti e li abbiamo rinforzati perché qua quando c'è il vento altrimenti si rompono tutti. E poi abbiamo messo l'insalata, qua ci sono le cipolle rosse di Tropea, quelle lunghe, zucchini, qua abbiamo messo i porri, poi le catalogne e coste che sono tutte insieme, qua abbiamo messo i cetrioli e infine nell'ultimo pezzo abbiamo posizionato le melanzane. Come vedete abbiamo predisposto l'impianto di irrigazione a goccia su tutto l'orto, altrimenti se fosse da dare da bere a mano, da irrigare a mano, insomma diventa un po' impossibile.
Come avete visto dalle riprese col drone sono nati anche i fagioli e i piselli. Ora non ci resta altro che sperare nel meteo e in una stagione proficua. Come al solito lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per restare aggiornati su tutti i video e anche seguitemi sulle pagine social che nella descrizione del video trovate tutti i link del profilo Instagram e della pagina Facebook, così restate aggiornati in tempo reale. E intanto vi saluto, ciao!